Nuova ondata di maltempo e freddo che si è abbattuta anche sul Veneto, disagi maggiori sulle strade tra il Trevigiano ed il Veneziano, allarme degli agricoltori, saltate già alcune produzioni. Non solo neve, anche il ritorno dell'acqua alta, la scorsa notte 124 cm sul mediomare a Venezia, 141 a Chioggia, stasera nel capoluogo lagunare atteso il picco. Orrore a Venezia, ha trovato il cadavere mummificato di un 70enne deceduto in casa 7 anni fa, nessun segno di violenza, l'uomo era un insegnante in pensione. Mamma picchiata e minacciata con un coltello dalle figlie di 17 e 20 anni nel Trevigiano, si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito, il sociologo all'epoca dei genitori Salvadanaio. Amministrative a Treviso, giorni decisivi per l'accordo che farebbe rientrare lo sceriffo in campo con la Lega, anche il segretario veneto del Carroccio, dal via libera ad una lista Zaia Gentilini. Le dichiarazioni di Felice Maniero e l'ombra di una nuova mala del Brenta, stasera torna a ring, in studio tra gli altri l'ex procuratore Fogliadeli e la zia di Cristina Pavesi, vittima della ferocia della banca. Nemmeno la neve ferma il cammino di Jesus, giovane brasiliana che da dicembre sta girando il Veneto a piedi per scoprire le bellezze della nostra regione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano, dunque, l'avete sentito, l'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla nostra regione, neve, vento forte e disagi alla circolazione. Vediamo la situazione nella Marca. La primavera si fa attendere, anche la Marca questa mattina si è svegliata imbiancata, vento di bora, fiocchi bianchi e colonnina di mercurio impicchiata come in pieno inverno. La forte pioggia della notte si è trasformata in neve all'alba, precipitazioni più copiose in collina e nell'area sud-orientale della provincia di Treviso, in dissolvimento nel corso della giornata. Disagi alla circolazione al mattino, lunghe code in A27 da Belluno fino a Venezia, anche per alcuni incidenti in A4 che hanno attivato il bypass autostradale della A28, riversando a Conegliano il traffico pesante, ma code e rallentamenti si sono verificati anche sulla rete viaria minore dal Terraglio alla Pontebana. Il forte vento ha abbattuto un albero a Santa Bona nella notte e stamattina ha fatto inclinare pericolosamente un palo del telefono a Cavrie. La situazione è migliorata nel pomeriggio, ma le temperature decisamente inferiori alla media del periodo ci accompagneranno anche nei prossimi giorni. Prevarrà l'aria fredda, l'aria di bora, quindi le temperature rimarranno al di sotto della media, però non dovremmo assolutamente avere più precipitazioni di carattere nevoso, almeno in pianura. Traschiarite da nuvolamenti il resto della settimana, fino a sabato non sono previste ulteriori precipitazioni. Verso le Palme, verso domenica dovremmo avere un peggioramento, quindi una situazione di possibili brevi precipitazioni. Rimane, seppur moderato, il rischio di qualche gelata nelle ore più fredde. Ma a metà settimana con dei rasserenamenti maggiori durante la notte ci sarà dispersione di calore, quindi potremo avere ancora qualche breve attimo di sotto zero. Una situazione sicuramente inusuale, quella della neve nella seconda metà di marzo, ma non così rara, visto che negli ultimi 25 anni, secondo i dati dell'ARPAV, si sono registrati 12 episodi nevosi in pianura, gli ultimi il 1° marzo di quest'anno ed il 25 marzo del 2013. Nel Veneziano, ora, dove oltre ai disagi alla circolazione in terraferma si sono dovuti fare i conti anche con l'acqua alta. A 48 ore dall'inizio ufficiale della primavera, Venezia e Mestre si svegliano in un panorama natalizio. Un manto bianco ricopre tetti e marciapiedi. Grossi e soffici fiocchi di neve continueranno a cadere fino alle 10 del mattino. In città i disagi sono limitati a qualche coda e qualche mezz'ora di ritardo dei mezzi pubblici, dovuta soprattutto alla scarsa visibilità. Più grave la situazione in Veneto orientale, dove il maltempo colpisce con maggiore durezza. Sulla 4, tra Portogruaro e San Stino, il tamponamento tra un'auto e una bisarca in direzione Trieste produce lunghe code che non saranno smaltite fino al primo pomeriggio. Ancora più pesante la situazione lungo il tratto parallelo della Triestina, funestato da ben 3 incidenti nel giro di una ventina di chilometri. A Mazzolada il contatto tra 2 auto ne spedisce una nel fossato e un'altra di traverso lungo la strada. A Lisone un altro tamponamento blocca una delle corsie di marcia, ulteriori rallentamenti a Loncon per la fuoriuscita autonoma di un veicolo. La situazione migliora in tarda mattinata, quando l'alzarsi della temperatura fa mutare la neve in pioggia senza dare il tempo ai depositi di ghiacciarsi. E oltre ai disagi il maltempo porta anche bellezza, come documenta questo struggente panorama della spiaggia di Jesolo, immortalato da Claudio Vianello per la pagina jesololido.net.
L'anomalia meteorologica ha inoltre insidiato il record di acqua alta a Venezia per il mese di marzo. Il picco di domenica sera ha toccato i 124 cm a Punta della Salute, collocandosi al secondo posto e sfiorando il massimo storico di 125. A Chioggia la Bora ha portato invece a un innalzamento della marea fino a 141, superiore all'altezza del mini Mose che preserva il centro storico dagli allagamenti. E ripercussioni anche sull'agricoltura, sentiamo. La nevicata di oggi conferma un'annata tutta in salita per l'agricoltura veneta. Neve e freddo a metà marzo stanno colpendo le semine con terreni umidi e freddi che non si possono lavorare perché le temperature notturne gelano i campi. La gelata della scorsa settimana, le piogge durante tutto il mese, le piogge e la gelata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le biete, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. E questo è solo un esempio del settore orticolo, ma il pericolo è anche la semina del mais, alimento primario per gli allevamenti di latte e carne veneta. Si spera che cambi il tempo per le semine del mais, che ormai sono imminenti, per cui si deve asciugare il terreno per poter fare delle buone semine. E non sono solo questi i fronti su cui combatteranno gli agricoltori trevigiani e veneti. Timori per i frutteti, in particolare per i peschi in alcune zone già fioriti. Sicuramente i frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. L'unica produzione che non dovrebbe risentire delle condizioni meteo è quella vitivinicola e in particolare del prosecco. Per la vite o altri fruttiferi al momento non ci sono grossi problemi, però nell'insieme del comparto per la lavorazione di terreni e quant'altro siamo abbastanza indietro proprio perché il tempo non ci ha dato tregua. La cronaca, ora orrore a Venezia dove è stato scoperto il cadavere mummificato di un uomo morto in casa da anni. Sentiamo. Apparterrebbe a Lelio Baschetti, insegnante in pensione, docente del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Fino alla fine degli anni 90 il corpo mummificato rinvenuto ieri pomeriggio all'interno di un'abitazione di Dorso Duro a Venezia. Oggi avrebbe 75 anni, ma il decesso, forse nel sonno, potrebbe risalire, stando a scontrini e bollette, addirittura al 2011, quando di anni ne aveva 68. Casa in abbandono, quella di Santa Marta, in cui sembrava non esserci più nessuno. Intestata a Baschetti, che dal 2013 era stato classificato come irreperibile dal Comune di Venezia perché di lui apparentemente non si avevano più tracce. È stato un vicino a fare la macabra scoperta e ad avvisare i carabinieri del nucleo natanti. Abituato a vedere questa abitazione sempre chiusa da molti anni, si è insospettito perché nella giornata di ieri si è accorto che la porta d'ingresso era semi aperta, quindi pensando che magari si fosse introdotto all'interno qualcuno, insomma, che non volesse magari anche occuparla abusivamente, ha pensato appunto di verificare. E a scoprire su un letto al pian terreno il corpo. Tutto intorno degrado e sporcizia dovuti anche al trascorrere del tempo. Nessun segno di violenza sulla salma, che è stata trasportata per ulteriori esami all'obitorio dell'ospedale civile di Venezia. Si cercano dei parenti per l'identificazione definitiva. Non sarà semplice vista l'evidente solitudine in cui viveva il pensionato. Si tratta di una persona comunque che viveva da sola, ci riferiscono abbastanza riservata, e quindi è verosimile, insomma, che anche i vicini magari abbiano, insomma, anche creduto che il soggetto si fosse magari trasferito altrove, non vedendolo da parecchio tempo. Nessun segno di violenza sulla salma, che è stata trasportata per ulteriori esami all'obitorio dell'ospedale civile di Venezia. Si cercano dei parenti per l'identificazione definitiva. Non sarà semplice vista l'evidente solitudine in cui viveva il pensionato. Essendo anche celibe, verosimilmente non aveva, insomma, parenti prossimi che ovviamente si sono poi accorti della sua scomparsa. Ed ora nel Trevigiano, con una vicenda sconcertante, una mamma è stata picchiata e minacciata con un coltello dalle figlie di 17 e 20 anni perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito per pagar loro un viaggio. Sentiamo.
Picchiata brutalmente e minacciata con un coltello perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito non a ladri o rapinatori ma alle sue 2 figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa 1 mese e mezzo fa, quando le 2 ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni. La mamma ha cercato di sottrarsi alla furia delle ragazze ma è stata bloccata e minacciata con un coltello. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le 2 ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Una vicenda inquietante che induce ad una riflessione sulla famiglia di oggi e sui rapporti tra genitori e figli. Un fatto doloroso in cui c'è una figura materna che è stata presa, io userei l'immagine come una mamma salvadanaio, e a questa mamma salvadanaio dovrebbe avere il dovere di finanziare le spese delle figlie. Aspetti educativi ed anche capacità da parte dei genitori di non assecondare sempre le richieste dei figli. Mancanza anche di risposte che in lingua italiana sono molto corte e si chiamano no. Cioè del fatto che alle richieste dei figli, fin da piccoli chiaramente, qualche volta è educativo, molto educativo, dire un no, no perché no, ma un no motivato, ecco, anche il no ha una forte valenza educativa. Restiamo in provincia di Treviso con il duplice delitto di Cison di Valmarino. Mentre il legale dell'accusato valuta il ricorso al riesame, i carabinieri del RIS sono al lavoro sul materiale sequestrato nella casa della famiglia del presunto assassino. Telefoni cellulari e computer al setaccio dei carabinieri del RIS sono quelli che gli investigatori hanno sequestrato nella casa della famiglia di Sergio Papa a Refrontolo in cerca di elementi che supportino il quadro accusatorio nei confronti del 35enne ritenuto il responsabile del duplice massacro di Rolle. Sequestrati su disposizione della procura anche i cellulari dei genitori e dei fratelli, affidati a un esperto che dovrà cercare di recuperare anche eventuali tracce di conversazioni o messaggi cancellati. 60 giorni per dare una risposta, allo stesso tempo che il RIS ha a disposizione relativamente a eventuali impronte e tracce biologiche sulla scena del delitto. Papa, rinchiuso in carcere a Santabona, continua a negare di aver ucciso la mattina del 1 marzo i coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola nella loro casa di via Marzolle, massacrati a colpi di roncola e lasciati senza vita nel cortile dietro l'abitazione. Fino a giovedì il suo legale, l'avvocato Pier Giorgio Oss, ha tempo per presentare istanza di modifica della misura cautelare al Tribunale del Riesame di Venezia e chiederne la scarcerazione. Ed era la politica trevigiana in vista delle comunali che dovrebbero tenersi domenica 27 maggio. Dopo il risultato delle politiche e un abbassamento generale dei toni, pare che in settimana al K3, sede della Lega, sarà sottoscritta la lista del governatore Zaia e dello sceriffo Gentilini. Sentiamo. Io avevo avvisato i cittadini. La lista del governatore e dello sceriffo. E questa è la svolta della Gentilini Story, con l'ex sindaco a capo della lista Zaia e le prossime amministrative per Treviso di fine maggio. È una condivisione di persone che sono comunque all'interno della Lega, che hanno avuto visioni diverse in questi periodi, anche contrapposizioni forti, ma che adesso bisogna mettere da parte divisioni e modi di pensiero e pensieri diversi, ma con un unico obiettivo: riconquistare la città di Treviso. La svolta dovrebbe concretizzarsi in settimana al K3, dove Gentilini, Beppi Basso, il portiere Sando Zampese incontreranno i vertici del partito. Si deve decidere in una riunione di sezione, con la sezione di Treviso, presenti naturalmente il segretario provinciale Dimitri Coin, Candura, e naturalmente con Mario Conte, e là si decideranno, diciamo, i dettagli di questa operazione. Il segretario non conferma né però smentisce la presenza alla riunione anche del governatore Zaia, vero motore dell'intesa. I rapporti tra i vari componenti della città di Treviso si sono sempre tenuti e fatti. Adesso bisogna chiudere una volta per tutte queste chiacchiericci e queste contrapposizioni.
Incontro dove verrà definito e sottoscritto tutto, ad iniziare dai ruoli, in caso non impossibile, visti i precedenti, che la lista del governatore e dello sceriffo abbia più consensi di quella leghista. Per questo il segretario è categorico su possibili distinguo. Ma guardi, all'interno della lista Zaia e della lista Lega ci sono comunque uomini della Lega, non cambia niente. A Santa Maria di Sala, nel Veneziano, ora le parole di Don Cecchetto su Berlusconi avevano già fatto discutere nel 2013, ora il prete è tornato a lanciare un messaggio alla politica con toni più pacati. Sentiamo. Siccome qualche volta si dice questi politici devono o stare poco e uscire di scena, io credo che la vera politica sia cercare la verità, cercare il bene comune, e quindi una persona per tutta la vita deve fare questo, quindi non è a tempo che uno deve fare questa azione per il bene del popolo. Quindi il politico vero può durare tutta la vita, poi il servizio concreto, questo sarà il suo partito a decidere quanto deve durare. All'indomani del sermone durante la messa nella chiesa di Veternigo a Santa Maria di Sala, Don Cecchetto spiega qual è il messaggio che ha voluto lanciare alla politica e lo fa con toni diversi rispetto al 2013, quando un suo intervento critico su Berlusconi aveva conquistato i titoli delle cronache locali e nazionali. Il parroco però ribadisce: contro di lui non ho nulla. Io voglio bene a tutti i politici, a suo tempo avevo spiegato attraverso i canali che non avevo mai criticato Berlusconi e non voglio criticare nessuno. Chiunque si impegna in politica ha la mia completa stima. Don Paolo affronta un'altra questione. Dopo che in settimana alcuni cittadini si stavano mobilitando contro l'ipotizzato arrivo di nuovi migranti in paese, evidenzia come il problema principale sia la gestione del fenomeno. Noi siamo per una sana integrazione tra tutte le persone, quindi nel nostro asilo abbiamo dei bambini di colore, abbiamo dei bambini di altri paesi, quindi vogliamo bene a tutti, non vogliamo passare come il paese che discrimina qualcuno. Non è una questione di quante persone devono arrivare, l'importante è fare un lavoro di squadra fatto bene, che tutte le agenzie parrocchia, comune, società civile, possano dialogare insieme, perché queste persone non si trovino messe lì non si sa da chi e come. Quindi il problema non è le persone, è come gestire bene ogni situazione. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in studio con il TG del Veneto, andiamo ora a Padova, Chiesa Nuova, dove apre un supermercato ecologico. La facciata in ceramica fotoattiva pulisce l'aria come un bosco di 70 ettari. Vediamo. Una facciata in ceramica fotoattiva per 1012 metri quadri in grado di catturare gli agenti atmosferici inquinanti e depurare efficacemente l'aria alla stregua di un bosco di quasi un centinaio di alberi. È l'innovativo fiore all'occhiello di un restauro all'insegna dell'architettura sostenibile che Alì ha scelto per il punto vendita di Chiesa Nuova e che va dall'illuminazione a LED alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Abbiamo trovato un materiale che ha questa qualifica di assorbire le polveri sottili. E certificato, ovviamente, brevettato, tra l'altro dovrebbe essere un brevetto italiano, e questa parete praticamente assorbe le polveri sottili come se avessero piantato 70 alberi. Quindi come se avessero piantato 70 alberi qua a Chiesa Nuova. Da oggi in poi tutti i nostri stabili avranno questo materiale per assorbire le polveri sottili e quindi migliorare l'aria delle persone. Un'azienda che oltre ad aver creato posti di lavoro ha sempre avuto un occhio di riguardo all'ambiente, con oltre 10.000 alberi donati da Alì ai suoi clienti, tra cui 3 veri e propri boschi nelle aree urbane di San Donà di Piave, Carmignano di Brenta e Limena. Gli ultimi successi che abbiamo avuto, siamo stati i primi che abbiamo donato 10.000 alberi diremo così, al suolo, no? Abbiamo fatto 3 boschi, eccetera. Siamo apprezzati in Europa, ci hanno portato come esempio, che l'ha accennato prima col discorso, insomma. Un'attenzione all'ambiente e una storia imprenditoriale riconosciuta. È un imprenditore speciale, nella misura in cui, al di là di oltre i 3.000 posti di lavoro che ha creato a Padova, mostra come si possa fare impresa con un'attenzione al sociale, con un'attenzione all'ambiente. E io credo che questo sia un esempio da prendere e da seguire, anche in ambiti diversi dalla grande distribuzione, dove abbiamo bisogno di ripensare i modelli di business e dobbiamo ripensare la relazione tra l'impresa e la città.
Una storia davvero curiosa. Oggi nemmeno il maltempo ha fermato il cammino di Jesus, giovane brasiliana che da dicembre sta girando il Veneto. Vediamo perché. Ascoltami signora, dimmi una cosa. E cosa mi racconti di questo comune? Perché io sono una ragazza che fa tutto il Veneto a piedi. Scarponcini da trekking, bastone e zaino in spalla. Nemmeno la neve può fermare il suo cammino. Lei è Jesus Gomes, di origine brasiliana, imprenditrice di Manerba sul Garda. Lo scorso 29 dicembre ha deciso di percorrere a piedi tutto il Veneto. Perché ha voluto iniziare questo viaggio? Perché io sono innamorata del Veneto e dei Veneti, poi sono un'appassionata di cammini. Ho voluto mettere insieme la mia passione insieme a qualcosa che poi poteva essere utile anche a livello regionale per questa regione che tanto mi ha dato. Dalla sua idea è nato il progetto Su due piedi Te spiego mi e il Veneto. Dal Polesine alla Lessinia, da Verona a Venezia. Jesus ha dormito a San Stino di Livenza, nei prossimi giorni sarà in provincia di Treviso. Fino adesso sono superati i 300 comuni e devo raggiungere i 574 comuni del Veneto. La sua disinvolta simpatia la aiuta a conoscere gente di ogni età. Con grande piacere vi offro uno spritz della casa. Madonna, andiamo per lo spritz, Nico! Nico è scroccato anche lo spritz, vieni! Jesus, con il cellulare scatta foto di ogni luogo che visita, ha scelto di attraversare il territorio comunicandolo online, consentendo ai suoi seguaci di seguirla in diretta dai propri dispositivi connessi in rete. E io racconto nei social post proprio per questo, mi capita spesso le persone che mi mandano le loro foto dicendo guarda che sono appena stato dove è stato te, e per me questo è già valsa la pena. Qualcuno dei suoi 5.000 followers ha scelto anche di accompagnarla per un tratto a piedi lungo il suo percorso di scoperta. Un'esperienza che le sta consentendo di incontrare sindaci e cittadini entusiasti della sua presenza che si sono presentati in veste di guide appassionate del territorio. Incontri carichi di emozioni che le stanno regalando molto anche sul piano umano. E mi sono accorta pure io in prima persona che il Veneto ha tanto da dire, ma tanto da dire in tutti i sensi, come persone, storie, luoghi, arte, cultura. Oggi 19 marzo, San Giuseppe, festa del papà, gli auguri dei vicentini a tutti i papà. Auguri a tutti i papà allora. Tanti auguri a questa figura così importante e così bella della famiglia, assolutamente. Voglio un sacco di bene. Auguri a tutti i papà. A vedere mio papà, che voglio dire soltanto grazie per avermi dato la possibilità, per esempio, di studiare. Auguri a mio papà che si chiama Fabrizio e auguri anche agli altri papà. Un augurio al papà, al tuo papà, cosa gli diresti? Che gli voglio bene, che sono contento di quello che fa per me ogni giorno e che mi sopporti, soprattutto sono un po' rompiscata. Auguri a tutti papà. Ciao papà, auguroni. Sei il migliore, auguri. Auguri papà! Un augurio dunque a tutti i papà che ci stanno seguendo. Vi ricordo prima di salutarci la nostra programmazione serale. Subito dopo i TG torna 20:10. Questa sera si parlerà di elezioni politiche amministrative a Treviso. In studio con Ferdinando Avarino Mario Conte, candidato sindaco della Lega. E poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, Faccia d'Angelo e la nuova mala è il titolo della puntata di questa sera. In studio tra gli altri l'ex procuratore Antonio Foiadelli, Paolo Cagnan, co-direttore dei quotidiani del gruppo Gedi, e Michela Pavesi, zia di Cristina, vittima della banda Maniero. Appuntamento quindi alle 21:15 con Ring. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Dopo la neve torna il bel tempo asciutto e stabile sul Triveneto, tuttavia con la presenza di venti freddi sul nostro paese. Vediamo il dettaglio di martedì 20 marzo.
Sul Veneto sarà una bella giornata di sole, tempo asciutto ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà instabile con qualche pioggia e con locali nevicate, specie al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Temperature minime sui 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.